Valorizzare e celebrare la bellezza della Valle dei Templi. Con questo spirito si è svolta ieri la giornata della Dante, che quest'anno ha avuto proprio come tema la bellezza della valle al centro dell'Europa per la salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale italiano. Una suggestiva cornice quella scelta dalla società Dante Alighieri Comitato di Agrigento, il Tempio di Giunone. Una giornata all'insegna della bellezza di uno dei siti più conosciuti al mondo, un luogo cantato da poeti e narrato dagli scrittori. Durante lo svolgimento dell'evento, organizzato come detto dalla società Dante Alighieri Comitato di Agrigento, presieduto da Enza Ierna, con il patrocinio dell'Ente Parco e in collaborazione con l'associazione Centro Bioetica, sono stati citati alcuni versi di poeti e narratori di varie nazionalità che nei secoli passati hanno elogiato le bellezze della suggestiva Valle dei Templi. All'appuntamento di ieri sono stati invitati a partecipare tutti i turisti italiani e stranieri che in queste giornate si trovano ad Agrigento per il ponte del 1° maggio, al fine proprio di poter affermare e promuovere il nostro patrimonio linguistico, culturale e artistico di incommensurabile valore. In tal modo tutte le emozioni che scaturiscono da ogni singola pietra di questo incantato luogo sono state vissute dai nuovi visitatori che, oltre a visitare semplicemente la valle, ne hanno potuto pure ascoltare il racconto. Un luogo, quello della Valle dei Templi, che oltre ad essere riconosciuto da tutto il mondo come bene patrimonio dell'umanità, è parte integrante di Agrigento e di tutti i suoi abitanti, che riconoscono in quelle antiche rovine la propria identità da generazione in generazione.